carri saranno moltissimi, qualcosa in più dell'anno scorso, sono circa 24 gli iscritti, vengono un po' da tutta la Sardegna perché abbracciamo una fascia molto ampia partendo dal medio campidano che è la zona forte del carnevale, però saliamo anche su verso Isili, Mandas, Villanova Franca. Può dire che questo carnevale è un po' un carnevale interprovinciale e quindi vorremmo, come posso spiegare, vorremmo riportare anche questa parte di interprovinciale anche a livello non solo comunale di Marrubium ma anche degli altri comuni, perché vorremmo creare soprattutto un corridoio del carnevale nel medio campidano, unendo tutte le forze dei comuni che costruiscono questi carri allegorici, creando un cartellone unico dove si potrebbe partecipare svariati comuni e soprattutto lavorando in un progetto un po' più ampio del carnevale. Questo ci aiuterebbe a livello economico, non solo a noi come paese di Marrubium, ma anche a livello economico degli altri paesi, ne giostrerebbero tutti e sarebbe una vetrina più ampia del carnevale in Sardegna.